Le sirene blu delle auto della polizia locale suonano mentre due agenti depositano dei fiori sul luogo della tragedia. L'omaggio dei colleghi a Massimo Boscolo, il vigile morto a seguito dei traumi riportati dopo un incidente mentre era in servizio. Il 34enne, originario di Chioggia, è deceduto dopo 48 ore di agonia nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. I colleghi, disperati per la morte del giovane agente, hanno continuato a portare fiori e preghiere per tutta la giornata. Ho lavorato con Massimo, una grandissima persona, un collega eccezionale. Ci mancherà tanto. Le lacrime per una morte così assurda. Sabato mattina Boscolo era impegnato in via Romana Ponense in un servizio di scorta durante una manifestazione di handbike del team Obiettivo 3 fondato da Alex Zanardi. All'improvviso, mentre stava superando un'auto, è stato colpito da una vettura che stava effettuando una manovra di svolta. L'agente, prima di finire violentemente a terra, ha sbattuto contro un palo della luce e un cartello della segnaletica. Purtroppo ferite e traumi sono stati fatali. La famiglia ha deciso di donare gli organi, un ultimo gesto di generosità di Massimo. La gente che viveva a Chioggia con papà e fratello, vigili come lui, era arrivato alla polizia locale di Padova 2 anni fa. Prima era stato in servizio per il comune di Mira. Unanime il cordoglio dell'amministrazione comunale padovana con il sindaco Sergio Giordani, che pensa ad un momento per ricordare il vigile. Capo il granito sta organizzando, è stata ancora veramente infernale, è stato un paio, 2 o 3 volte, speravo in un miracolo, ma già all'inizio era molto difficile, mi spiace tantissimo, visto anche i suoi colleghi erano veramente affranti.